Alternanza scuola-lavoro. Un video promuove l'esperienza veneta nell'artigianato. Il lavoro prodotto finora al riguardo, con buoni risultati, vuole essere un segnale al governo affinché non si torni indietro. Si intitola Valore, storia di come essere e fare alternanza scuola-lavoro nel mondo artigiano. Il video promosso e finanziato dall'EBAV, ente bilaterale dell'artigianato veneto, rivolto alle scuole e alle imprese, d'intesa con Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale, per valorizzare la cultura e l'esperienza del lavoro nei laboratori e nelle botteghe artigiane. Il cortometraggio, di cui vediamo qui qualche spezzone, è stato girato in parte nelle aule e in parte all'interno delle imprese, con la partecipazione di giovani imprenditori coinvolti in progetti di integrazione tra scuola e lavoro avviati in Veneto. Quello che è stato fatto in questi anni nella nostra regione, ha affermato Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Veneto, vale molto di più di qualsiasi soluzione demagogica. Sono 115.000 i giovani e quasi 43.000 le imprese venete coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'ultimo anno. E i dati dell'ufficio scolastico regionale dicono che per oltre la metà dei ragazzi coinvolti l'esperienza in azienda ha inciso positivamente sulla motivazione e sul rendimento. Il video, ha sottolineato l'assessore regionale alla scuola e al lavoro Elena Donazzan, dà volto e concretezza ad un'esperienza di cui il Veneto è stato apripista e che grazie alla vocazione imprenditoriale della sua gente e alle positive relazioni sindacali sta producendo ottimi risultati in termini di orientamento professionale, educazione civica e innovazione d'impresa. Riducendo tempi e orari all'alternanza, decurtando le risorse finanziarie per promuoverla, sottraendo i crediti scolastici e cancellando la partecipazione degli imprenditori alle commissioni esaminatrici, si toglie valore all'impresa come stazione educante e al lavoro come dimensione educativa.